Edoardo, amico caro, oltre ad essere quel grande drammaturgo e quel grande attore che tutti conosciamo, era anche un grande cuoco. Sì, era un grande cuoco che era celebre per i ragù che preparava. Il ragù non ne parlavamo. Mi ci teneva, aveva proprio una devozione. Una che? Aveva proprio una devozione. Ma come parla? Voi non sapete parlare, lo sapete? Alla fine io non so parlare. Una devozione. Che cos'è questa devozione? Ma è un modo di dire napoletano, come vi devo dire? Io non vi capisco più. Lo so. Voi avete bisogno di cura. Ma che avete capito? Io ho bisogno di cura. No, avete bisogno di cura. Ah, no, io no. Voi avete bisogno di un medico che vi prende in cura. Sì, allora il medico che ve lo prende in culo, ve lo prendete in culo. Va bene? Va bene. Ad ogni modo, a proposito dei ragù, vogliamo ragionare un po' su questi tempi moderni? Su questi tempi? Moderni. Io non lo capisco. Vogliamo ragionare? Parlate, io leggo il copione per poi andare. Sì, leggete. Io Vedete se tutto va bene. Sì. L'importante oggi è parlare di queste cose perché nessuno ne parla più. Nessuno. Voi parlate del ragù, ma in quale casa? Oh, ci sono ancora case dove si fanno, ma a volte bisogna, che ne so, c'è bisogno di un fucile, di una pistola. Per fare i ragù? Sì, bisogna fare quelli. Mi fate i ragù con la pistola? No, bisogna farli fare con la pistola, sapete perché? Perché? Perché fa la puzzolita da casa! Ecco qua, è una scrittura non si può fare perché fai dei mattulette si sporcano i tempi se un po' privare la puzza la frittura e un ragù non si può fare perché la roba ma no, 5-6 ore da coscia quando mai? Allora non si fa più niente. Allora è troppo nervoso. Non è che sono nervoso, ma è un nervosismo acquisito. Acquisito? Sì, perché vi dico Armen come una volta. Una volta. Se il Frate Eterno non l'avesse voluto onorare, invece sono un po' nervoso. Non l'avrebbe fatto, No, quella l'ha onorata, però dico lì, l'ha onorata. Fanno un lavoro come si deve. Ora non bisogna fare. Lo dobbiamo. Vogliamo farne una frittura, un Manfrede Caricotti, si fa un giulimo mangianiere, si fa stare cieri. Sì, ma io non vi ho chiesto il menù turistico, io stavo parlando del ragù. Sì, la è la frittura. Sì, perché è il tempo moderno, uno bisognerebbe far sì che in tutte le case che è napoletana, dove terminare il ragù. E io cantessi candidato solo a fare questo, mi dovete credere. Sarebbe una rivoluzione, una controrivoluzione anche questa culturale, perché non si può mangiare più il ragù perché ci sta la carne scarica un grasso scarica e fa male per un colesterolo e si muore, per un ragù. Ma no! E non se ne può più. Potreste fare un partito. Io faccio il partito del ragù. Partito del ragù, noi per la cucina. Già vedo lo slogan, immaginate. Ad ogni modo, dite. Sul ragù è importante, io ci vorrei ritornare sulla cosa. Perché ci volete ritornare? Sulla cosa. Perché ogni tanto si dimentica che insomma è Sicilia sulla cosa. Vabbè, ritornate sulla cosa. Vorrei ritornare sulla cosa. Bella, sulla cosa. A mio modestissimo avviso. C'è tutta una teoria di pensiero, ci sta chi dice che ci vuole la carne di manzo, quelli là invece i nuovi, diciamo, i nuovi che dicono oh, vabbè ma quando mai per forza sta carne, ma per forza la locena, ma scusate, ma quella la locena si è sempre utilizzata. Ma non dite cattive parole però, non dite cattive, io capisco che avete una... Ma quella è una parola che deriva dal latino, locena, lo sapete voi? Ah, deriva dal latino, penso un po'. Che significa? Sentiamo. Si una locena, quando Questo lo dicevano i latini? Sì, no, per dire che carne di scarto, in un certo senso non si può, non serve a niente. Allora, quando la donna si diceva una loce, così come le zentraglie. Sapete perché si chiamavano le zentraglie? Perché ci stavano questi chef francesi che buttavano da sopra i balconi dei bassi, perché andavano comunque a lavorare nelle famiglie nobili, buttavano queste interiori e dicevano le zentraglie. Perché? Perché lo signore non si mangiava, ma le donne, le popolane, facevano a capire perché si erano pigliate queste interiori per poi soffritto. Ma quando tu soffritto si va a mangiare! E vi posso fare una domanda? Dai! Vi posso fare una domanda? Noi abbiamo intitolato questo spettacolo Rosa Pretestè. Sì. La canzone e la poesia di Napoli dal 500 al 900. Voi vi dovete spiegare che cosa c'entra la poesia di Napoli con la zanzara. È perché voi siete un imbecille, voi siete un ignorante, voi venite meno proprio nei doveri di napoletano di base. Mangiatevelo un soffritto come si deve, e vedete se non è una poesia. Mangiatevelo un ragù come si deve, e vedete se non è una poesia. Il ragù deve pippiare o pappuriare, qua anche su questo ci sta la
corrente di Scusate, si benzina. dice pappuliare. Sì, Si dirà pappul. Eccolo là, è bravissimo. Pappuliare. Pappolamento è quando si creano quei crateri all'interno della salsa. No? I crateri. Che hai capito? Che si creano i crateri all'interno della salsa. Quello deve fare così perché il pezzo di carne scende sotto e poi hai capito? Questo è un balotto, non è un pappuliare. La curva, cioè, vediamola a ridere, questa è una cosa seria, io devo fare un partito, lo volete capire o no? Ma mi volete muovere adesso? Picchiare invece quando dopo il pappolamento ci sta lo schiato. Vi do uno schiaffo, vi appiccico con la testa nel muro se non la smettete. E ogni poco c'è la sto vizio. Ogni 2 e 3. No, solo quando vi piega e fa Allora. perché arriva il cratere, arriva sopra, è come se sbuffasse. Dici, quando poi sbuffassare, diciamo. Quando fate un'altra volta che prendi il microfono per farvi capire, quando poi sbuffassare vuol dire la salsa sta dicendo, mi sono spaziato i cosci, capito? Allora si sbuffa e quindi si vuol dire che si è cotta la salsa. Ho capito, ma voi andate in un programma di cucina e dite tutte queste cose. Io ho il programma, vedete se vi piace. Dico. Cittadini, unitevi attorno al ragù che deve peppiare. Peppia. Voce onomatopeica. Ma che Io come mi voglio mettere candidato? Ma come posso farlo questo partito? Se voi non capite la base, è una voce onomatopeica. E che significa? Che significa? È come quando vuoi significare una cosa con un'altra parola che dici quella porta spam, quella cosa. Certo, quella porta sbatte, la porta sbatte. Sono onomatopeici. Onomatopeici. Voce onomatopeica indicante quella frase propedeutica che viene prima, propedeutica, del momento prossimo alla conclusione della preparazione del ragù napoletano, allorché dal fondo della pentola dove in cottura la salsa di carne e pomodoro affiorano ripetutamente in superficie delle bolle d'aria che al culmine della tensione si rompono producendo un suono simile a quello che produce chi tira una boccata di fumo della pipa. Ma voi lo sapete che così andando rischiate di tutto? No, voi lo sapete, sì. Ma io sono nervoso, io che ci posso fare? Quelli non si può nervosire così per una ricetta di ragù. Ma non è una ricetta del ragù, è una questione culturale. Amici, noi dobbiamo recuperarle queste culture. Questa è cultura, il ragù è cultura. Vabbè, il ragù è cultura. Ora ci siamo arrivati. Noi stavamo parlando di Edoardo e del fatto che era ragù. Voi volete capire che cos'è il ragù? Ditemi che Lo cos'è volete il ragù. capire? Fate presto. A quello gli viene fame, mi si sta asciugando, la faccia bianca. Voi parlate del ragù. Va bene. E non si muove, niente, non si muove. No, questo è il momento è topico. Buon ragù. Il momento? È tropico. Il momento è tropico. Vabbè, oggi effettivamente ha fatto un po' caldo, è il 22 maggio, su tropico effettivamente. Topico, significa quando arriva il momento un po' importante. Avevo capito, è tropico. Con ragù che mi piace a me, lo faceva solo mamma. Che mi ha già scusato a te, ne parliamo. Io non sono difficoltoso, ma lavamo la mia stusa. Si va come vuoi tu, ma ci avessimo appiccicato. Tu che dici che sei ragù? Compagni come mangiamo. Ma felice è una parola. Questa è carne da pummarola. Nato per vincere il villaggio piantato, viscendo bene questo dono, andava legata e giamma la spezzata, e poi per fronte cagna da colore, caduto sul fronte a tutto quanto, era un gesto soffatta mano, un motore di quei giovani ottamanta, e cosa amara tiene a giocare,
società e poi quando manca primavera chi voglia bene non mi fa felice forse sta in cielo destinata e scritta ma io penso che non gli tanti che dice non si comando e io sto zitto sì, la voglio bene, non mi vai a morire. Cagna valore cato piantami, in testa adesso pianta sarà qua, schioppa una bella rosa i pagolini, a chi mi va a tagliare la chiamata, la viva rosa mia come si riscalda sarà senza coscienza c'è stato di te caccia da ragione fa bene scorda e si fai male pensa c'è buona sì te voglio bene